Buonasera, benvenuti a TV7 Match speciale. Perché? Perché speciale? Da questa sera per 4 puntate avremo ospite il sindaco reggente di Padova Ivo Rossi, che con i nostri ospiti che tra poco andrò ad intervistare, a chiedere, ovviamente spiegherà la situazione della città di Padova in tutte le sue problematiche, dalla sicurezza alla viabilità, all'auditorium, allo sport. Insomma, rimanete con noi perché per 4 sere dalle 20:40 alle 21 avremo sempre il sindaco reggente di Padova Ivo Rossi che risponderà alle nostre domande e inizio già a salutarlo. Buonasera Ivo Rossi, grazie di essere con noi. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Saluto Nicola Rossi, presidente di Confesercenti di Padova, buonasera. Buonasera. Buonasera a Giovanni Viafora, giornalista del Corriere della Sera del Veneto, buonasera. Buonasera professor Armando Casen, buonasera a lei, nostro editore, e grazie anche a Jacopo Silva di essere con noi. Buonasera. Allora, il primo tema di questa serata, tra poco vedrete anche la scritta, è il tema della sicurezza, della vigilanza. Professor Armando Casen, inizio da lei per fare la domanda al sindaco, anche perché è un tema molto dibattuto nella città, un tema dove ci sono molte problematiche, è un tema difficile da affrontare. Sì, c'è una percezione di insicurezza in generale sulla città, determinata dall'arrivo ormai da anni di immigranti che si collocano in varie zone. Abbiamo avuto il problema di Via Anelli che è stato chiuso e rimane un problema comunque sospeso, e poi c'è questa paura da parte dei negozianti perché ci sono diversi attacchi, diverse frazioni delle vetrine, diverse attività diciamo devastanti nei confronti dei negozianti, e questo vorrei sapere dal nostro sindaco se ha considerato delle attività contro questa situazione che si sta verificando in città. Allora, il tema oggettivamente è quello che è sulla bocca di tutti, che insomma, tocca in qualche modo le sensibilità, in particolare delle fasce più deboli della popolazione. Non c'è dubbio che sia cresciuto nel corso degli ultimi anni. È un fenomeno purtroppo che riguarda, come mi diceva qualche tempo fa il vice capo della polizia, il dottor Marangoni, che è stato questore a Padova, purtroppo riguarda un po' tutte le grandi città del paese. E non per questo ovviamente non va affrontato con determinazione. Gli strumenti, devo dire, in capo all'amministrazione pubblica sono soprattutto quelli di spingere affinché il Ministero degli Interni faccia e operi sul territorio con il massimo dell'efficacia. Io capisco che il dibattito politico cerca di immaginare il sindaco come una sorta di sceriffo che ha poteri sulla polizia, sui carabinieri, sulla Guardia di Finanza. Purtroppo, per fortuna, non lo so, insomma, comunque il nostro ordinamento prevede che tutte le misure relative alla sicurezza siano in capo diciamo, al governo, allo Stato, ed è con loro che si lavora. Devo dire che anche recentemente abbiamo fatto anche la settimana scorsa il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, perché ci sono una serie di fenomeni che hanno bisogno di essere stroncati e bisogna che ci sia il massimo di efficacia da parte delle forze di polizia. C'è un problema che tocchiamo con mano e ne abbiamo discusso anche con Nicola Rossi in Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, quindi con il questore, il prefetto, comandanti carabinieri e la Guardia di Finanza, ed è il problema dell'effettività della pena quando i delinquenti vengono arrestati. Guardate, vi racconto un episodio perché è emblematico. Un lunedì pomeriggio in via Roma un delinquente entra in un negozio e porta via 6 paia di jeans. La commessa lo rincorre, arriva la polizia municipale che si trovava nei pressi, lo ferma, viene fotosegnalato e viene chiesto la convalida dell'arresto, perché in flagranza di reato il magistrato, seguendo le leggi, considerando che le carceri sono strapiene, lo rimette in libertà. Il venerdì, quindi sono passati appena 4 giorni, il stesso negozio, stessa persona, porta via in questo caso 7 paia di jeans, scappa, viene di nuovo fermato dalla polizia municipale, viene rifotosegnalato, viene chiesta la convalida dell'arresto ed è ancora fuori.
somma la beffa, cos'è che dice anche? Vorrà dire che cambia un negozio. Allora, questo è purtroppo uno dei grandi problemi di questo paese, l'assenza della giustizia, cioè se la pena non viene poi pagata, cioè vedere chi vi commette un reato non rimane in carcere, ma anzi te lo ritrovi fuori, tu ti ritrovi che svuoti l'acqua con il secchiello. Allora abbiamo un numero di delinquenti che operano, come dire, convinti e probabilmente anche a ragione dal loro punto di vista dell'impunità. Allora bisogna lavorare per cambiare questo ordinamento. Guardate una cosa importante, posso anche aggiungere la settimana scorsa, anzi domenica, ho incontrato l'ambasciatore rumeno in Italia e anche il console generale di Trieste e abbiamo ho discusso con loro di questo problema, perché molto spesso chi si macchia di reati contro il patrimonio spesso sono rumeni. Dopo è facile generalizzare, ma tenete presente che in città sono circa 10.000 le famiglie, le persone rumene, cittadini rumeni che vivono in città, sono prevalentemente famiglie, quindi quelli che sono delinquenti, metti che siano anche fossero 50, 100, però come dire, rischiano poi di creare un'immagine negativa per tutti. E ne ho parlato con loro. Una delle cose che gli ho chiesto è che, in base anche all'accordo che c'è fra Italia e Romania, ci mandino dei poliziotti rumeni qua, perché abbiamo bisogno di avere strumenti anche di intelligence che siano in grado di capire e di interagire con questa delinquenza. Allora è un lavoro complesso quello che va fatto, devo riconoscere che c'è il massimo di impegno da parte della Polizia di Stato, da parte dei Carabinieri, ma torna sempre il tema, a fronte di... Credo che dunque il numero dovrebbe essere circa 129 arresti alla settimana scorsa operati dall'inizio dell'anno dalla polizia. Quanti sono ancora in galera? Numero bassissimo. Allora, il problema sta negli operatori della sicurezza o nel fatto che la giustizia non funziona. E quindi le nostre carceri sono strapiene, ma allo stesso tempo i delinquenti si muovono indisturbati. Io penso che questo sia un grandissimo problema. Se noi continuiamo a raccontare altre storie, non affrontiamo i temi veri di riforma di questo Paese, rischiamo davvero un cortocircuito. Signor Sindaco, le chiedo gentilmente di essere un po' più rapido perché i nostri ospiti fanno le domande, così abbiamo molti argomenti da poter discutere. Il professore deve controbattere il ragionamento di... No, io se ho trovato un accordo di prendere queste persone e spedirle nel paese d'origine, dove possono essere tranquillamente processate, perché è un reato, diciamo, europeo, in sede europea, e soprattutto i rumeni hanno paura di tornare in galera in Romania. Hanno una paura bestiale, perché esatto. Qua, come dire, si sentono protetti al sicuro, nel loro paese hanno paura delle forze dell'ordine, qua invece... come un po' gli italiani. Ma quello che dice il professore, c'è la possibilità che quando uno viene arrestato venga messo in galera nel paese processato? Allora noi, guardate, questo riguarda, non c'è un accordo. Ma questo dipende dal ministro degli interni, l'attuale, che precedentemente non ha mai fatto un accordo con la Romania. E questo, guardate, è un problema serissimo, io condivido, perché se avessero la percezione che il reato lo scontano non qua, ma nelle loro carceri, cambierebbe completamente l'aria. Noi, sempre per rimanere sul tema, nei confronti degli accattoni molesti, ad alcuni sono stati dati anche fino a 50 sanzioni, che ovviamente non pagano, nei confronti di 3, cioè nei confronti di 8, ma su 3 abbiamo chiesto l'emissione del foglio di via, fermati sistematicamente dalla polizia municipale, e per 3 è stato rilasciato il foglio di via e sono stati accompagnati, in questo caso erano sempre rumeni, accompagnati in Romania. Questo per dire anche l'azione sistematica che viene fatta da parte delle diverse forze. C'è una collaborazione, devo dire, molto molto solida fra Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e anche Polizia Municipale. Giovanni Viafora, perché poi in questa prima puntata che parliamo, si vuole parlare anche della situazione politica di Padova, visto che proprio oggi c'è la notizia che Forza Italia ha candidato il proprio leader, insomma, sentire il pensiero anche di Ivo Rossi e anche degli ospiti. Giovanni Viafora. Resto sulla sicurezza, perché quello che dice Rossi in linea generale sulla legislazione è oggettivo ed è un problema reale, però vorrei spostare l'attenzione su un
un'altra cosa. Dall'inizio dell'anno ad oggi ci sono state 80 spaccate appunto in centro, in città, a Padova. Se confrontiamo questo dato con le altre capoluoghi del Veneto, emerge una differenza sensibile. Lo abbiamo fatto proprio in questi giorni. Vicenza ne ha semplicemente una decina, Verona uguale, Treviso in centro 7-8, noi siamo addirittura a 80. Mi chiedo, non è che ha inciso, diciamo, sulla proliferazione della criminalità, hanno inciso delle decisioni di tipo politico, per esempio quella di chiudere i locali in centro a mezzanotte, o comunque di non tenere viva la città? Mi chiedo, questo può aver inciso o no? Cioè, le spaccate che avvengono alle 4 di mattina o alle 5 di mattina, se ci fossero i bar aperti e come dire, sarebbero impedite, non credo che ci sarebbero clienti a quell'ora, ma al massimo potrebbero essere di vagabondi, e quindi come dire, questo sillogismo per cui se c'è il locale aperto di più non c'è la criminalità, cioè io tenderei a distinguere, insomma, la criminalità va colpita. Fra l'altro ha detto delle cose interessanti su cui credo valga la pena di spendere due parole, ma anche una riflessione, il presidente della Camera di Commercio Ziglio, perché l'intensità, che non ha appunto paragoni con altre città, fa sospettare che ci possa essere una vera e propria organizzazione, un racket. Tenete presente che nel corso degli ultimi mesi, grazie anche alle continue sollecitazioni che abbiamo fatto nei confronti delle forze dell'ordine, ci sono molte più pattuglie in giro di notte, quindi mettendo il personale in straordinario. È una cosa complicata, però ce ne sono praticamente dappertutto. Questo purtroppo non ha arrestato il fenomeno, e però questa cosa fa pensare che ci possa essere anche una sorta di meccanismo, diceva il presidente Ziglio, quasi di intimidazione. Stai attento che se non paghi potrebbe succederti qualcosa. In più, francamente, mi verrebbe quasi, però non voglio dire niente, che dopo saranno le forze dell'ordine che fanno il loro compito, perché è anche sospetto che ogni tornata elettorale, guardate, ogni tornata elettorale negli ultimi 20 anni, i 3 mesi prima, c'è sempre un'escalation. Io guardo e osservo, però detto questo il problema c'è, e tanto è vero che anche sulla questione dei negozi, delle spaccate, siccome l'85% non sono collegati alle centrali di polizia, e che significa che se non scatta l'allarme direttamente in centrale, che se scattasse invece potrebbe consentire di prendere il ladro, mi sono reso disponibile a mettere a disposizione 100.000 euro, anche assieme alla Camera di Commercio, per dare un incentivo all'inserimento in ogni negozio di questi strumenti che rendono e aumentano la sicurezza. Continua a dire, mi scusi signor Sindaco, intervengo, che questi incidenti, queste spaccate, insomma, questa sicurezza dovrebbe essere soprattutto seguita dalle forze dell'ordine, ma non c'è una collaborazione tra l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine? Cioè il sindaco non conta niente in questa situazione? Noi, guardi, io sento il comandante dei carabinieri, il prefetto e il questore praticamente un giorno sì, perché poi uno legge, anche sa delle cose che sono accadute, e quindi c'è una sollecitazione all'intervento, e devo dire che c'è anche una risposta in questo senso. Però io capisco che nel dibattito elettorale ogni volta c'è la finzione, no, per cui hai il sindaco che comanda le forze dell'ordine. No, il sindaco può sollecitare le forze dell'ordine, può segnalare, può in qualche modo anche spronarli, perché i primi danneggiati sono i cittadini, è la città, ma è in capo al ministro degli interni. Guardate, questa cosa è importante, ma non per sottrarsi delle responsabilità, che a me piacerebbe anche averle, ma siccome se tutti fanno tutto in questo paese, appunto c'è questo disordine, bisogna che ognuno si assuma le responsabilità di cui è portatore. La sicurezza, in questo senso, al ministro degli interni chiedo, metterci nelle condizioni di garantire la sicurezza di questa città. Nicola Rossi. Per noi la sicurezza è un tema molto importante, tant'è che abbiamo un centro studi che elabora dati sugli eventi criminali nei confronti chiaramente di imprenditori. In effetti c'è stata una crescita
paragonando il primo trimestre 2014 e il primo trimestre 2013, una crescita che ha colpito soprattutto la città di Padova e la cintura di Padova. Parliamo di un 46% totale, quindi il dato è preoccupante in effetti. Tema sicurezza è importante, diceva bene il sindaco prima, qui ci vogliono delle leggi che siano delle leggi, come dire, non interpretabili in maniera, o comunque che non diano degli sconti di pena come quelli. Ma come mai vediamo. Nicola Padova, come diceva prima Giovanni Villafora, più delle altre città del Veneto? Ecco, questa è una domanda, infatti, dopo quello che anche i dati che noi abbiamo che parlano di un incremento non tanto nelle aree come dire, della provincia, ma proprio nella cintura e in città, è da porsi come domanda. Però una cosa è certa, che noi non abbiamo certezza della pena, a prescindere che a Verona ce ne sono 10, a Padova 80, il problema è che la polizia lavora, carabinieri lavorano in maniera corretta, arrestano, poi in realtà questo avviene anche, la cosa rimane, che, no, il fatto è questo che avviene anche a Verona, questa cosa, per questo ci si chiede come mai porsi, qui. Esatto, questa è una domanda da porsi, però rimane un problema, la certezza della pena. Il presidio territoriale da parte delle attività commerciali è importante, sicuramente non alle 4 di mattina, su questo siamo d'accordo, certo. Su questo non c'è dubbio. Io credo che, chiedo magari al sindaco cosa si può fare in termini di incremento della videosorveglianza sulle strade. Forse potrebbe essere, certo noi dobbiamo fare la nostra parte e ringrazio per quella messa a disposizione di una dotazione importante, 100.000 euro per le attività commerciali che si doteranno di strumenti di sicurezza passiva, però se abbiamo delle strade più sorvegliate anche con telecamere, non so a che punto siamo ora. A che punto siamo? Guardate, noi attualmente ne abbiamo 120 operative. Direttamente collegate con le centrali della polizia, 35 saranno installate nelle prossime settimane perché sono state oggetto di una gara. Queste sono soltanto quelle, quindi arriveremo a 155. Io penso che potremo aumentare nei prossimi anni in modo tale da aumentare le aree di copertura. Abbiamo anche altre telecamere che sono quelle lungo le strade che svolgono non la funzione di sicurezza perché hanno caratteristiche diverse, che però ti consentono di avere una città sotto controllo, e molto spesso si è riusciti anche da parte dei carabinieri della polizia a individuare gli autori dei reati perché li vedevi passare con la macchina, e quindi abbiamo un apparato importante. Lo dico perché si fa sempre riferimento a Verona. Verona ne ha molto meno di noi, ne ha 110, quindi noi abbiamo investito moltissimo in questa direzione. Dovremmo aumentare questa dotazione, va fatta anche, io penso, da parte delle attività commerciali, in particolare nelle aree centrali, che sono quelle su cui c'è maggiore attenzione, da parte dei delinquenti, perché la presenza della telecamera consente anche a chi svolge poi l'indagine, se nel caso in cui sia avvenuto un'effrazione, di colpire immediatamente l'autore, quindi anche di rompere la catena. Dopodiché mi raccontavano appunto che credo siano anche uscite in questi giorni notizie da parte della polizia che sono bande che si spostano da città a città, quindi anche questa cosa, io capisco che dopo nel calderone della politica si butta tutto, ma sono bande organizzate che si muovono, oggi sono a Padova, domani vanno a Torino, poi vanno a Pisa, allora è un problema del Colabrò d'Italia. Guardate che questo è un problema serissimo. Credo di non dire una cosa riservata, mi diceva appunto sempre il vice capo della polizia, e quindi autorità assoluta, laddove dice che le intercettazioni telefoniche avvenute nei paesi dell'est, in cui bande discutono fra loro dove andare a fare i colpi, quindi erano ancora là, e decidono che era insicura la Germania, cioè insicura nel senso che la probabilità di essere colpiti è elevata, la Svizzera è ancora peggio perché puoi controllare le frontiere, e dice il paese dove la probabilità che non ti succeda quasi nulla è l'Italia. Allora, vogliamo
come dire, affrontare questo tema, perché noi giriamo sempre attorno a tutti gli elementi accessori, non andiamo mai al tema principale, ed è il grande tema che sta affrontando Matteo Renzi nel riformare questo paese, perché tutti che ci parliamo addosso e non andiamo mai al punto della questione centrale. In tema di sicurezza non c'è ombra di dubbio che abbiamo carceri strapiene, carceri vecchissime, abbiamo ancora quelle dell'800 che erano vecchi, non sono nate nemmeno come carceri, molto spesso erano vecchi castelli, vecchie strutture, e abbiamo poi la scarcerazione che avviene sistematicamente, cioè, questo è un problema. Ma vale anche per gli italiani. Se pensiamo che su Silvio Berlusconi, sulla giustizia, si è discusso per quanti anni, è stato il tema centrale. Di quale giustizia si stava parlando? Stava parlando della giustizia che riguardava probabilmente una persona, ma della giustizia che riguarda noi, le nostre sicurezze, pensiamo anche quella civile. Si è fatto un passo in avanti, neanche un et. E questo è un problema, guardate, gravissimo. Jacopo Silva. Io sono molto arrabbiato per il tema della sicurezza, perché bisogna dare un nome e un cognome. Il governo in 20 anni, con la più larga maggioranza democratica che si ricordi nella storia del paese, ha completamente fallito. Il governo nazionale non ci ha dato leggi che consentano di arrestare queste persone, ha gestito malissimo il flusso migratorio. In Italia abbiamo meno immigrati che negli altri paesi, eppure siamo riusciti a fare questo pasticcio gigantesco per il quale appunto sanno che possono venire qui a delinquere e nulla succede, e oggi i cittadini pagano sulla propria pelle una situazione davvero difficile. E bisogna però imparare, se vogliamo far crescere questo paese, a dare un nome e cognome alle responsabilità, se no continuiamo a rimpallarci e sembra che il singolo comune di Selvazzano o di Cadone o di Padova possa risolvere un problema che è gravemente nazionale. E quindi io dico, 20 anni di maggioranza di centrodestra non hanno mai affrontato e risolto un tema 10, dai, sono esagerati. Comunque insomma, diciamo, in questo paese c'è un tema nazionale di incapacità di affrontare i grandi reati. Tuttavia, siccome sono abituato, una domanda, ho fatto politica prima, ecco la domanda che volevo appunto fare, dobbiamo sempre cercare di capire cosa possiamo fare ora e qui, anche se non arrivano le soluzioni. E secondo me la grande sicurezza deve davvero essere affrontata dal governo. Ci sono però una serie di cose piccole, ma per niente piccole, ugualmente fastidiose, che non sono la grande banda che fa le rapine, per la quale pretendiamo che il governo trovi una soluzione, ma che io chiamo più in generale il degrado, quelli che sporcano, quelli che imbrattano, quelli che rumoreggiano, quelli che l'accattonaggio, cos'altro, tutte quelle sensazioni fastidiosissime per il cittadino di ricevere continua pressione davvero insomma ingiusta. Siccome su questo è stato fatto moltissimo, vorrei chiedere al vice sindaco reggente e al candidato sindaco tutti i provvedimenti presi, quelli sì, nelle facoltà di un'amministrazione comunale, per rendere più serena e tranquilla la vita di ogni cittadino che, siccome lavora e paga le tasse, ha diritto di camminare senza trovare uno che gli spruzza la macchina con la bomboletta oppure... No, guardate, questo dell'accattonaggio molesto, tra l'altro è stato uno dei temi su cui recentemente ci siamo soffermati, vista anche le difficoltà che avevamo ad operare con il sindaco di Venezia Orsoni e anche con il sindaco di Treviso Manildo, perché anche qua bisogna distinguere fra il mendicante, cioè il povero. Non c'è ombra di dubbio che la situazione economica che stiamo vivendo marginalizzi un numero di persone significative che rischiano di essere messe ai margini, che quindi chiedono l'elemosina, quindi non bisogna mai confondere questi aspetti. Esistono però dei veri e propri racket, anche qua soprattutto stranieri, che sfruttano questi disperati, che diventano anche violenti perché poi vengono ripresi se non portano a casa il fatturato alla fine della giornata, e che nelle piazze vanno a tirare per la giacca le persone in modo petulante, molesto, e nei confronti di questi appunto abbiamo adottato una serie di misure, le facciamo usare la polizia municipale, ma anche qua ci siamo resi conto che gli strumenti, poi quando hai dato 50 multe, perché cosa puoi fare? No? Dai delle multe e spesso ovviamente non la pagano perché non hanno i soldi, oppure glieli puoi prelevare se hanno cioè quindi devono escuterli immediatamente perché altrimenti poi non li trovi manco più, però allo stesso tempo poi non hai lo strumento che è come tipo quello del foglio di via. Siamo riusciti
a Padova per la prima volta ad averne 3 nel corso degli ultimi 2 mesi, 1 mese e mezzo, e la cosa è particolarmente significativa. Bisogna continuare a lavorare in questa direzione, ma come diceva Jacopo Silva, bisogna aumentare anche la sicurezza, migliorando la qualità, per esempio, soprattutto di notte, dell'illuminazione della nostra città. Allora guardate, una delle cose che sto chiudendo in questi giorni con l'azienda Acegas APS, noi abbiamo 35.000 punti luce in città. Fra l'altro ci costa l'energia elettrica e anche la manutenzione ci costa più di 6.300.000 euro all'anno, quindi spendiamo davvero tantissimo. Ho deciso, facciamo un investimento, sostituiamo i vecchi corpi illuminanti, che sono circa 17.000, e li sostituiremo nel giro di 2 anni. I prossimi giorni darò anche tutti i nomi delle vie su cui interveniamo, e lo facciamo con l'investimento, con il risparmio che otteniamo, cioè facciamo un investimento da 8.800.000 euro, cioè non è una cosa di poco conto per un comune come il nostro, però visto che risparmieremo circa 1.200.000 euro all'anno, con il risparmio facciamo questo. E qual è il vantaggio? Che aumentiamo l'intensità luminosa di tutta la nostra città, in tutti i quartieri, e in più saranno lampioni smart, lampioni intelligenti, su cui potrai montare sensori, telecamere, cioè sarai in grado di avere una città che, attraverso il suo miglioramento dell'apparato tecnologico, è in grado anche di migliorare più sicurezza. La sicurezza. Professor Manocase, prima di chiudere questa prima puntata, che come tema aveva la sicurezza e la vigilanza, c'è la novità, e quindi ci prendiamo anche questo scoop. Ieri Forza Italia ha candidato il suo futuro, ha messo l'uomo per essere eletto come sindaco di Padova. Cosa ne pensa da lei? E poi volevo sentire anche, siccome Ivo Rossi, il sindaco, non ha mai lasciato la sua dichiarazione, credo che, essendo la notizia fresca, ci possa dire anche la sua impressione. Professor Manocase. Mi risulta che è un assicuratore, quindi sicuramente dà la sicurezza alla città. Che altro posso dire? Hanno partorito un topolino, non per la persona, ma una Forza Italia così grande, così potente, poteva esprimere figure di merito che magari avessero più esperienza nel campo della gestione di una città complessa come quella di Padova. Giovanni Viafora, invece, il tuo pensiero? Mi sento di dire la stessa cosa, perché Forza Italia Padova ha espresso ministri della Repubblica, un presidente della regione, vari senatori, deputati, e nella città più importante, peraltro è una delle più importanti a livello nazionale che va al voto, alla fine presenta un totale sconosciuto, un Carneade. Io credo che sia una mossa che dica dello stato di salute di Forza Italia da un lato, ma dall'altra parte anche che lascia intravedere delle strategie future che vanno in questo senso, cioè Forza Italia probabilmente appoggerà poi Bitonci. Nicola Rossi? Non conosco. Non conosce? Jacopo Silva? Io penso che quando vado dal medico tendo a scegliere un medico molto esperto, ho paura per l'operazione che dovrò subire, voglio qualcuno che conosca quello che sta per fare. Penso che la città sia complicatissima, sia una macchina straordinaria che l'uomo ha messo in piedi in 2000 anni di storia e vada fatta gestire a gente che sa e conosce quello che fa. Non possiamo correre il rischio dell'inesperienza. Intorno a un candidato sindaco esperto ci vorrebbero tante persone nuove, ma io, se mi dicono se voglio farmi operare da un medico che ha molta esperienza e da un ragazzo nuovo appena arrivato, tendo a preferire chi sa quello che fa, e fare il sindaco mestiere è molto difficile, che richiede esperienza. Sindaco Ivo Rossi, dico questo candidato perché fa parte di un partito, insomma, che ha un'alta percentuale di votanti, insomma. Sì, ovviamente Forza Italia era nella facoltà di scegliere dentro una platea molto vasta, come è stato detto, di persone che appartengono a quell'area politica. Conosco Nicola Lodi, una brava persona, insomma, anche personalmente, che uno che considero molto simpatico. Sul piano politico lo conosco un po' meno, l'ho incrociato per altre frequentazioni, insomma,
sarà un avversario di sicuro leale, perché di questo almeno di sicuro glielo riconosco, è una persona per bene, insomma non ci saranno quei colpi bassi, quelle cose che di solito in campagna elettorale succedono, e così varrà anche tanto più da parte mia. Va bene, con questa affermazione del sindaco Ivo Rossi chiudiamo questa puntata. Noi ci vediamo domani sera, ringrazio ovviamente tutti gli ospiti, ci vediamo domani sera per parlare del tema della viabilità di Padova e del tram. Buonasera a tutti.